Il tema scelto per la 20ª edizione dell'Erba Persa è Florario Mediterraneo, un omaggio alla flora mediterranea, scrigno di biodiversità e di meraviglie naturali, sociali e culturali. 70 espositori dall'Italia e dalla Provenza nel parco e nel giardino di Villa Durazzo, più la tensostruttura che ospiterà laboratori per bambini. Ingresso gratuito, orario dalle 10 alle 19. I generi saranno parecchi, quindi arredo da giardino, sculture da giardino, ovviamente erbe aromatiche, erbe officinali, piante grasse, fiori di stagione, kokedama e tutto ciò che concerne ovviamente l'arredo da giardino. Si va avanti ovviamente con la cosmesi, l'artigianato, il decoupage e anche la bigiotteria a tema botanico. Sono molti gli eventi collaterali previsti per questa edizione, fra gli spazi di Villa Durazzo e Villa San Giacomo e per le strade di Santa Margherita Ligure, incontri, proiezioni, mostre, eventi e visite guidate. Diciamo che l'intento con Maria Chiara di Trapani era di creare una sinergia tra le istituzioni locali e le istituzioni fuori dai confini regionali. Artiste come Flaminia Veronesi, Fulvia Mendini, avremo ospite Enrico Testa, professore dell'Università di Genova, che presenterà il suo ultimo libro L'erba di nessuno, un focus su Clelia Durazzo, storica figura italiana, prima botanica d'Italia, un misto di istituzione, arte, scienza e cultura. In occasione della manifestazione il complesso museale di Villa Durazzo sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il castello cinquecentesco si potrà visitare sabato e lunedì dalle 15 alle 17 e domenica dalle 10 alle 12. Il tema del fiore, del giardino, della decorazione floreale, della pianta, dell'uso delle piante di tutti i tipi, vogliamo farlo diventare un tema che si spalmi anche in un maggior tempo e sia esaminato da diverse angolazioni e in diverse situazioni. Quindi ci proponiamo di allargare le tematiche che l'Erba Persa come manifestazione propone e magari di riecheggiarle sia in altri luoghi che in altri tempi dell'anno.